Marco De Zotti, lei è il nuovo delegato regionale dei giovani agricoltori di Coldiretti, un incarico di responsabilità ma al tempo stesso di prestigio, come lo sta vivendo? Beh, sicuramente questo incarico è un incarico che mi fa onore, è un incarico di prestigio perché comunque dobbiamo dare una risposta a tutti quei giovani, tutte quelle aziende giovani che hanno la volontà e la voglia di investire in questo settore. Lei è un frutticoltore titolare di un'azienda di Bibano di Godega di Sant'Urbano. L'agricoltura nelle nostre terre è quindi ancora un mestiere per giovani? L'agricoltura è per i giovani, da poco la legge di orientamento ha compiuto 20 anni, una legge che abbiamo voluto fortemente come Coldiretti portare avanti, che dà la possibilità e l'opportunità alle aziende di essere più multifunzionali e di riuscire a creare anche un qualcosa di diverso. Proprio appunto i giovani si avvicinano a questo settore e possono esprimere anche quella voglia di essere imprenditori giovani, portando creatività, portando comunque tanta innovazione per dare anche una risposta alla clientela finale. Il tema della sostenibilità è un tema importante, è un tema che i giovani hanno a cuore e che comunque stanno portando avanti con grande voglia di cambiamento. Molte sono le certificazioni nel nostro territorio che stanno crescendo, come l'SQNPI oppure comunque come le produzioni del biologico, proprio appunto perché c'è questa volontà di cambiare e di rimanere anche al passo coi tempi, perché comunque la clientela è sempre più esigente, ha bisogno di un prodotto etichettato con una tracciabilità, quindi con un controllo più rigoroso, e quindi insomma ecco, noi giovani siamo pronti proprio per portare avanti questo cambiamento che c'è in questo settore. Come Coldiretti è da anni che siamo in campo in questo, proprio appunto per cercare di andare anche a creare delle nostre filiere interne. Grazie a Campagna Amica con i mercati che comunque si svolgono in tutti i giorni nelle principali piazze del Veneto, diamo la possibilità al consumatore finale di poter provvigionarsi di un prodotto fresco, di un prodotto sano, però comunque con la consapevolezza di avere una persona di fronte che produce del sano prodotto a chilometro zero. Però sicuramente questo non basta, serve molto di più, bisogna riniziare di nuovo a creare anche quei nuovi contratti che possono dare la possibilità a nuove aziende di potersi insediare, di poter creare una produzione interna nostra. Noi come Coldiretti stiamo già portando avanti dei progetti importanti grazie a Filiere Italia. Beh, sicuramente una nomina importante, una nomina che ci dà sempre più questa consapevolezza che comunque tutto quello che stiamo facendo in questo territorio è un qualcosa che è da anni che stiamo portando avanti, è un riconoscimento che va dato soprattutto anche agli agricoltori per quello che hanno fatto, non soltanto in termini di produzione ma in termini anche di sostenibilità e di obiettivi raggiunti. Le prospettive sono molte, sicuramente ci aspettiamo tante persone, tanti turisti che hanno voglia di venire a visitare questo territorio, che vengono a bere anche del buon prosecco, ma soprattutto che vogliono trovarsi anche del buon cibo. Quindi questa è un'opportunità anche per i giovani che hanno voglia di incrementare un lavoro nuovo anche all'interno delle proprie aziende, proprio per andare ad attrarre questi nuovi turisti che vogliono venire qui ad acquistare anche i nostri prodotti.